Ciao da Nicoletta, oggi vorrei farti una riflessione sui buoni propositi, perché tante volte, molto spesso, verso inizio anno oppure verso la fine dell'estate, appena si riprende con l'attività a pieno ritmo, le persone cosa fanno? Fanno quelli che si chiamano buoni propositi. Da adesso in poi farò, da adesso in poi sarò, lavorerò in questo modo, tornerò in forma in quest'altro modo, mangerò così. Quante volte succede che all'inizio quei buoni propositi sono in modo molto rigido o comunque molto regolari portati avanti. Dopo la prima settimana siete ancora così motivati? Dopo la seconda settimana, la terza settimana, la quarta settimana c'è ancora quell'entusiasmo, quella forza motrice che ci porta a continuare ad orientare il nostro focus, il nostro orizzonte, la nostra mente a quella cosa? O man mano la quotidianità prende sopravvento, ci si lascia sopraffare e si va oltre e i buoni propositi non vengono più tradotti in azione ma rimangono buoni propositi. Quante volte questo accade? Quante volte succede di rendere meno di quello che potremmo rendere? Proprio per questo ho creato una serata che sta andando veramente molto. Come risultati, quello che mi interessa, la serata è su valori, obiettivi, identità, bisogni, domanda guida. Se tu sapessi definire bene e programmare bene i tuoi obiettivi, non solo a livello razionale ma anche a livello emozionale, cosa accadrebbe? Se tu avessi consapevolezza di qual è la tua scala di valori e quali sono i valori che sono quelli più ottimali per raggiungere quell'obiettivo, cosa cambierebbe? Pensa a questo e pensa che risultati puoi man mano ottenere passo dopo passo con una maggior consapevolezza e chiarezza. Ed è proprio qui che ti voglio invitare a questa serata: valori, obiettivi, identità, domanda guida, bisogni, per avere la mappa di chi siamo, dove siamo e dove vogliamo andare, per mettere in linea qualcosa che è razionale come può essere un obiettivo con qualcosa che è più irrazionale come può essere un sogno, e come fare in modo che il sogno si traduca in azione e diventi un obiettivo, perché la parte inconscia sia in linea con la parte cosciente e ci faccia ottenere veramente quello che ci meritiamo di ottenere. Io ti aspetto questa serata, sono sicura che ti darà tantissimo. A prestissimo e grazie, perché so che potrai esserci, ti potrai fare questo regalo per ottenere qualcosa in più e andare oltre quelli che sono i sabotaggi che spesso ci sono. Ciao da Nicoletta e tutti!